cerchiamo di dar vita a delle iniziative in Veneto che vadano ad affrontare la riforma costituzionale da un punto di vista ambientalista, perché sapete bene che abbiamo fatto girare anche un recente articolo di Enzo Di Salvatore che spiega molto bene questo punto. Sapete bene che con la riforma del titolo quinto tutte le nostre lotte, tutte le lotte dei comitati ambientalisti, dei movimenti, di tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente e la salute, e non solo, parliamo anche di tantissime istanze in ambito sociale oltre che ambientale, non avranno di fatto più agibilità politica, perché se finora abbiamo potuto far leva su quella che ancora rimaneva della democrazia di prossimità e quindi di quanto regioni, comuni, enti locali potevano ancora dire rispetto a determinati progetti, appunto agli appena citati Albino, all'indomani del voto referendario, qualora vincesse il sì, verrebbero completamente azzerate, perché qualunque potere costituzionalmente viene assunto dal governo e vengono spodestate le autonomie locali di qualunque possibilità di parola. Molti non si rendono conto dell'importanza di questo punto, anche all'interno dei nostri comitati, anche nel mondo ambientalista, che risulta, come di fatto risulta l'Italia in questa fase, spaccata in due. E qualcuno anche mi ha posto questa questione dicendo: ma vi volete contrapporre ai comitati per il no provinciali o i comitati locali? Ovviamente no, anzi, non è che vogliamo dar vita ad ulteriori comitati, no, vogliamo semplicemente appoggiare la lotta per il no, portando in campo in prima istanza la questione ambientale. C'è qualcuno che ha letto 2 interventi di Raniero Lavalle? Sì. Credo che l'analisi che fa Raniero e la prospettiva che pone sia molto interessante. La domanda principale è: ma come mai c'è tanta importanza di questo referendum al punto da non governare più l'Italia e puntare tutto sul referendum, con un cambio di strategia in corso e con tutta una serie di atteggiamenti per cui la realtà internazionale e quindi il sistema in quanto tale propone Renzi come quello che porta avanti un disegno che ha a vantaggio dell'Europa e del mercato. Le cose che dice Lavalle assomigliano molto a questo intervento di Francuccio Gesualdi, che la mette in termini anche economici, la crescita come motivo principale dietro a cui c'è tutto questo cambiamento istituzionale, le banche, JP Morgan, eccetera. Ma devo dirvi che ci sono proprio anche degli amici che mi dicono: io voterò sì perché bene o male questo marasma generale, e questa cosa è una cortina fumogena che non fa vedere la sostanza, e questo è il punto. Però rispetto alla gravità della situazione torno a dire che bisogna capire che questa è una tappa importantissima, non come chiaramente arrivo, ma come punto di partenza, come punto di inversione di tendenza. Noi dobbiamo vincere questo referendum per poter ripartire con più democrazia. Allora, chi sta facendo questa battaglia referendaria solo in termini di difesa di quello che abbiamo, io credo che non porti a nulla né riesca a entusiasmare i cuori, perché non abbiamo più nulla da difendere, ragazzi, perché la democrazia in questo paese non c'è già più di fatto. E allora qual è, a mio avviso, il vero scopo delle riforme costituzionali e delle tendenze regressive a livello di tutto il mondo capitalistico occidentale? È quello di andare a concorrere con i paesi in via di sviluppo come la Cina e altri sul loro terreno, quello di una riduzione dei diritti non solo economici ma sociali e ambientali. Quindi andiamo a una concorrenza al ribasso. Allora questo secondo me è un messaggio che è concreto, è fondato. In nome di una crescita del PIL, in nome di quel famigerato pareggio di bilancio messo già in Costituzione, perché ricordiamoci che abbiamo già approvato una cosa deleteria, con quel pareggio di bilancio
tutto ciò che è spesa per l'ambiente, per la salute, per i lavoratori, per le spese sociali, sono qualche cosa che va a scapito di quella crescita che è intesa come l'obiettivo principale. Quindi da qui la necessità di scaricare sui cittadini i costi dell'ambiente, i costi della salute, i costi sociali in generale. Non è una scelta di Renzi, è una scelta eterodiretta di grandi sistemi finanziari. Non è degli Stati Uniti, io vorrei evitare la parola Stati Uniti perché non c'entrano gli Stati Uniti. Io vado negli Stati Uniti, c'è una lotta contro queste cose, come da noi anche più di noi, per esempio la battaglia contro il TTIP o contro il CETA, negli Stati Uniti, in Canada, è quasi più forte che da noi. Non confondiamo Stati Uniti con settori finanziari che sono i veri responsabili. Che sono globali. La Monsanto adesso è diventata europea perché è in mano alla Bayer. Questa modifica costituzionale la sta già praticando nelle leggi. Lo Scuola Italia è un esempio. L'imposizione degli inceneritori in nome dell'interesse nazionale, che non si capisce da dove venga fuori, è questo. Quindi sulla guerra bisogna chiedere che immediatamente il Parlamento discuta sul problema della guerra. Siamo in guerra in Libia, siamo in guerra in Iraq, la possono chiamare come vogliono. Stanno mandando militari anche al confine con la Russia per le prossime provocazioni. Quindi non è possibile che il ministro si limiti a fare qualche report alla Commissione. Deve essere il Parlamento, e diamo qui la Costituzione, che ne discuta, poi si vedrà. Volevo condividere un po' questa occasione di costituzione di una rete nazionale che si sta muovendo per quanto riguarda il focus ambientale per il no al referendum. È una rete su cui stanno lavorando in primis il coordinamento nazionale Nutriv per raccogliere tutto il portato del percorso che si è fatto per avere quei 17 milioni di voti, insieme poi anche al centro di documentazione nazionale per i conflitti ambientali, che è un altro nodo, quello, cioè di mettere in rete proprio sulla questione democratica e quindi su quelli che sono i temi principali del referendum, il titolo quinto e la clausola di supremazia, tutti i comitati di vertenze territoriali, i comitati di lotta e di conflitti locali, che sono quelli che poi su base locale sono quelli che possono movimentare più persone, che hanno mobilitato anche più persone, pensiamo a Monselice per il cementificio, ma anche quelli più storici. Insieme poi anche ad Assud, Onlus, la rete della conoscenza di cui noi facciamo parte a livello nazionale. Lo slogan è "sui territori decidiamo noi", quindi che dà anche questo senso di iniziativa col noi, che contiene anche il no, che è un po' l'azione su cui puntiamo e per cui oggi abbiamo anche un appello in cui si vogliono appunto raccogliere un po' le adesioni dei vari comitati singoli e delle associazioni locali. Poi un po' volevo anche condividere il lavoro che stiamo facendo in università, che è un ambiente da non sottovalutare, per portare nell'università fra gli studenti e i giovani quel nesso di cui si parlava prima, fra tutela ambientale ma anche difesa dei diritti sociali, e che quindi che una lotta per la difesa dell'ambiente, una lotta ambientalista non può prescindere da tutti gli altri temi che parlano di ripensamento del sistema produttivo, di distribuzione della ricchezza, del tema della democrazia, della salute, eccetera. Capire dove ci troviamo e perché ancora, quindi chi è che sta dietro a questo referendum? Non è Renzi e non si gioca Renzi, si gioca qualcos'altro. Secondo, che politicamente capiamo che sono tante le forze in campo, ma che ci sono di quelli che si muovono soltanto per motivi di come dire, opposizione, e altri che si muovono invece per motivi di costruzione della realtà. Stanno usando solo propaganda. In questo momento la campagna mediatica è solo di propaganda, non è mai citato niente di quelli che sono i contenuti, mai. Abbiamo bisogno anche di fare delle proposte politiche dove ci troviamo insieme a contrastare o comunque a proporre una modalità diversa per affrontare i temi dell'ambiente, perché mi pare di capire che si continua
andare avanti a progettare come se l'ambiente rimanesse una cosa separata. Io credo invece che il territorio e la salvezza un pochino dell'aria, dell'acqua, la terra sia la cosa primaria rispetto a tutte le altre cose.